Qui Christian per mattoscacco.com ed ecco che in questa partita ci troviamo ad esaminare la difesa russa, un'importante alternativa contro l'apertura di pedone E4. Bianco gioca E4, il nero E5, cavallo F3 e anziché giocare il solito cavallo in C6, nella difesa russa si gioca cavallo F6. Quindi si cerca subito, immediatamente uno scambio di pedoni, così cavallo per E5 e cavallo per E4. Ok, il bianco vuole lo scambio, T6, cavallo F3 e cavallo per E4, lo scambio viene effettuato. Ora solitamente si gioca la spinta D4 per dare un raggio d'azione anche all'altro alfiere. Il nero fa la stessa cosa, spingendo questo pedone, quindi libera l'alfiere nero e allo stesso tempo sostiene l'importante avamposto di cavallo in E4. Ora, alfiere D3 per cercare di prendere il cavallo, tuttavia dopo alfiere D3 e pedone, cioè dopo, scusate, alfiere per E4 e pedone per E4, il cavallo bianco è costretto ad andare in E5 e è sconveniente muovere troppe volte lo stesso pezzo in apertura, soprattutto dopo che la colonna del re è aperta e non si è ancora arroccato. Quindi, alfiere I6, il nero va incurante di questo attacco, infatti arrocco, arrocco. Solo dopo l'arrocco si può iniziare a creare qualche attacco. C4. Il bianco cerca di togliere il sostegno, quindi l'unica difesa del cavallo. Infatti dopo pedone per si perderebbe il cavallo. Torniamo indietro. Quindi C4, il nero sostiene, così dopo C per D5 e C per D5 si ritorna alla situazione di prima. Torre 1. Come puoi vedere il gioco quindi si sta svolgendo tutto attorno alla casa D5 e il cavallo in E4. Il bianco per tutto il resto della partita, diciamo, giocherà su questo controllo di queste case. Torre E1 e quindi il nero è costretto questa volta a ritirarsi veramente. Ora cosa succede? Che il bianco può giocare un'inchiodatura fastidiosissima in G5. Tuttavia il nero può rispondere con questo cavallo. Perciò il nero aspetta a giocare a questa mossa e punta ancora contro la casa D5 e il controllo su E4, sviluppando il cavallo in C3. Ora il nero vuole togliere ogni tipo di tensione al centro e ora gioca H6 per evitare che l'alfiere vada in G5. Cavallo per E5 con un ottimissimo avamposto. Ovviamente dopo alfiere per può seguire benissimamente la ripresa di pedone. Ok, cavallo E5, B5, minacciando l'alfiere che si ritira in B3, in modo tale che comunque fa rimanere inchiodato il pedone forte dell'arrocco F7. Quindi alfiere B3 a 6, sostenendo così il pedone in B5 e cercando di sviluppare in seguito l'alfiere in B7. Una volta che l'alfiere è in B7 si cerca di spingere in C5 in modo tale che l'alfiere in B7 e l'alfiere in D6 riescono a puntare su questi due pedoni dell'arrocco. Quindi A6, donna F3, quindi abbiamo due pezzi cavallo e donna che puntano sul pedone C6. Ora una mossa veramente importante del nero, qualcuno si potrebbe aspettare alfiere B7, tuttavia il nero gioca una trappola, torre A7. Perché torre A7? Perché per esempio dopo cavallo in C6, alfiere B7 e si hanno davvero delle brutte conseguenze per il bianco. Ma torniamo
alla partita originale. Si giocò qui cavallo e4, cavallo per e4, donna per e4 e il nero trasferisce la sua torre in e7, puntando così sulla donna. Quindi con un bel raddoppio di torri si possono fare grandi cose. Ma ora probabilmente il nero non aveva visto questo sacrificio che è veramente difficile da vedere. Alfiere per h6. Praticamente questa combinazione è basata sul tema della distruzione delle difese col motivo dell'inchiodatura in f7. Vediamo. Pedone per h6. Come giocheresti adesso? La donna in G4 per dare scacco non può perché c'è l'alfiere. Come si fa ad attaccare adesso? Si potrebbe sacrificare un cavallo, però senza alcuno scopo. La donna potrebbe andare in h4 per poi attaccare in h6, ma ciò richiede molti tempi e il nero riuscirebbe a togliersi da questa situazione. Quindi, sfruttando il tema dell'inchiodatura, possiamo dare scacco con donna in g6. Il pedone non può catturare perché è inchiodato dall'alfiere b3. Ora, mosse forzate. Re h8, donna per h6, re g8 e ora torre e3. Torre 3 perché la mossa successiva sarà torre g3 e questo non può essere fermato in alcun modo.